Rieccoci in studio, torniamo al nostro sondaggio con Giorgio De Carlo. Giorgio, giusto velocemente, ridiamo anche la prima schermata per così far felice Zorzato, visto che se l'era persa. Sì, era la slide numero 1 in cui sancivamo una fiducia nei confronti del governo da parte dei nostri intervistati pari al 55,2%. Fiducia che non cade il governo. Fiducia che non cade il governo, sì. È un indicatore di fiducia comunque. Poi? Nelle successive ci siamo concentrati sulla figura di Berlusconi e nella numero 2 in particolare abbiamo chiesto al nostro campione già un paio di mesi fa, a partire da quando era cominciata la vicenda delle hostess, delle escort, se le vicende private del Premier indebolivano o meno il governo. Ecco, questo dato qui è relativo a 2 mesi fa e abbiamo una sostanziale quasi parità, nel senso che il 48% riteneva di no contro un 44% che riteneva di sì. La stessa domanda posta ieri ha portato il no al 54% ed il sì al 39%, quindi si sta ristabilendo la situazione successiva alle vicende private, agli scandali privati tanto pubblicizzati. Quindi Berlusconi riacquista fiducia? Berlusconi riacquista fiducia e tant'è vero che nella slide successiva, la 3, abbiamo chiesto specificamente al nostro campione se ritengono che Berlusconi sia capace di tenere unita la maggioranza, e qui c'è un plebiscito, il 78% ritiene di sì contro il 15% che ritiene di no e un 6% che non si rifiuta di rispondere.